Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale con la velocità di Bathurst e soprattutto quella di Black Beauty Key che prende l'iniziativa nei confronti di Bathurst, il quale parcheggia in seconda posizione. Ha avuto problemi Briscola Matley Numero in 3, terza posizione. C'è Bacco degli Matley Dei a squalificato. precedere Boston Trio e Breila di Casei. Fila indiana con Roberto Andreghetti che la mette subito sul ritmo, 15-8 i primi 200 metri da parte di Black Beauty Key, quale comanda le operazioni, un paio di lunghezze avanti a Bathurst, poi Bacco degli Dei, Boston Trio, Breila di Casei al primo passaggio davanti alle tribune. 400 passati in 31,5, 15,7, ritmo costante ma tutto sommato non troppo svelto quello imposto dal figlio di Philip Rock all'avanguardia, il quale si trascina sempre Bathurst, Bacco degli Dei, Boston Trio, Breila di Casei. Ovviamente non tende nulla a mutare dopo 600 passati in 47,5. 16 per la curva di destra e Black Beauty Key continua con un paio di lunghezze nei confronti di Bathurst, poi Bacco degli Dei, Boston Trio che sembra volersi scoprire all'esterno, trascinandosi Breila di Casei. Resta lì per il momento Marco Stefani dopo gli 800 passati in 1,3, un altro paletto in 15,5. Sono sempre due le lunghezze di vantaggio che Black Beauty Key conserva nei confronti di Bathurst, a uguale intervallo Bacco degli Dei. Ha spostato ora con più decisione Boston Trio che avanza all'esterno trascinandosi Breila di Casei. Ultimo passaggio davanti alle tribune con l'avanzata da parte di Boston Trio che si scontrerà in breve con l'accelerazione da parte di Black Beauty Key che davanti alle tribune fa un paletto in 15 ed ha sempre netto vantaggio nei confronti di Bathurst. Boston Trio che prova a progredire, Breila di Casei che è richiesta in coda, Bacco degli Dei che resta chiuso terzo alla corda, la curva di destra passata in 14,6 da Black Beauty Key, segno che si è accelerata decisamente sulla dritta opposta alle tribune. Black Beauty in vantaggio nei confronti di Bathurst, fa fatica all'esterno Boston Trio, ha perso terreno Bacco degli Dei, in coda sempre Breila di Casei, la dritta opposta passata in 13,9, l'accelerazione secca da parte di Black Beauty Key che prova ad andarsene da Bathurst, ha messo in grave di crisi Boston Trio che resta lì appeso all'esterno, poi sempre Bacco degli Dei e Breila di Casei, ma Black Beauty Key sta prendendo vantaggio nei confronti di Bathurst, fa la curva in 14,3, tenta lo stacco in retta d'arrivo, Bathurst prova a non darsi per vinto ma Black Beauty a netto vantaggio, Black Beauty Key a 50 dalla conclusione, viene a vincere Black Beauty Key in percorso di testa nei confronti di Bathurst, poi ancora Boston Trio. 28,3 la chiusa, 14 la dritta d'arrivo, 1,15,6 2000 metri. Il ragguaglio per Black Beauty Key, Roberto Andreghetti, Alessandro Gocciadoro, i colori del signor Nazareno Cogliani, la vittoria del figlio di Philip Rock. L'aveva detto Alessandro Gocciadoro, questo è davvero un buon cavallo, vince andando al comando nella giravolta e controllando tutte le offensive da parte di Boston Trio che a dir la verità non sono state nemmeno così ficcanti. Al secondo corre bene Bathurst che lo segue fin sul palo, al terzo Boston Trio che si deve accontentare di quello che può perché ha fatto davvero un numero. Black Beauty Key 1,15,7 aveva fatto a Torino, 1,15,6 fa stasera ma in pista piccola a Cesena.